Live, siamo in diretta sui nostri canali social, su Facebook e anche sul 640 del digitale terrestre. Oggi torniamo a parlare di eventi, perché questa settimana e la prossima sono pieni di eventi per la nostra città. Questo weekend ci sarà il Toccati, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, e la prossima sarà un tour de force, perché ci saranno le piazze dei sapori, quindi questo evento ormai tradizionale per Verona che praticamente consentirà ai cittadini, ai turisti soprattutto, di assaggiare le specialità enogastronomiche della nostra penisola e non solo. E allora, per parlarne di più, per capire un attimo cosa andremo effettivamente a vedere la settimana prossima, andiamo a dare il benvenuto a Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona. Benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, dunque, dicevamo, Alessandro, che dal 23 al 26 settembre ci sarà la 19ª edizione delle Piazze dei Sapori. Allora, cosa andremo effettivamente a vedere e ad assaggiare soprattutto? Soprattutto, come dici bene, assaggiare, perché le piazze dei sapori nascono proprio con l'idea culturale di promuovere il meglio del Made in Italy, quindi prodotti DOP, IGP, anche DECO, quindi prodotti piccoli conosciuti ma promossi dai comuni, e quindi con il cosiddetto listone del gusto è proprio l'area di mostra mercato dove potremo trovare, assaggiare quindi proprio i prodotti tipici italiani, per poi invece arrivare a quello che invece poi noi definiamo gustare in bra, che invece è l'area dove è possibile mangiare, quindi poter assaggiare piatti della tradizione italiana, non solo italiana ma da qualche anno anche europea, e quest'anno per la prima volta anche mondo, perché abbiamo aperto anche a un territorio che è al di fuori della comunità europea. Ecco, tra l'altro, appunto, un modo per valorizzare insomma i vari territori, diciamo sì, fuori dall'Italia, ma soprattutto quelli italiani, che magari anche in questo periodo, in quest'ultimo anno e mezzo, insomma, si sono visti un po', hanno visto un po' di difficoltà, ecco, magari a farsi promozione. Questo magari è il momento giusto per farlo. Certamente il nostro evento è patrocinato ormai da decenni, nel senso 10 anni, non decenni, da 10 anni, anche se l'evento è nato 19 anni fa, dal MIPAF, quindi il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall'ENIT, quindi l'Ente Nazionale del Turismo Italiano, perché vede in questo concetto di manifestazione non la mera manifestazione di mostra mercato, ma quella che è la ricaduta di promozione enogastronomica turistica che porta questo evento alla città di Verona, e non solo alla città di Verona, perché poi questo evento si chiama Le Piazze dei Sapori perché viene portato poi in altre piazze, non solo piazze fisiche, ma anche su navi da crociera, perché abbiamo anche dei progetti in atto con la crociera dei sapori, patrocinato anche dalla Regione del Veneto, dalla provincia, dal comune, e sostenuto con un contributo anche della Camera di Commercio. Abbiamo poi dei partner tecnici come Coldiretti, che chi meglio di loro secondo noi può spiegare al consumatore finale dove nasce quel prodotto, perché noi come Confesercenti promuoviamo la vendita di quel prodotto, ma dobbiamo spiegare al consumatore come saper riconoscere invece il prodotto all'origine. Certo, e tra l'altro, legandomi, mi aggancio un attimo a questa cosa, saranno anche i cittadini turisti che voteranno per il premio Guardiano del Gusto, giusto? Mi spieghi un attimo di cosa si tratta? Noi ogni anno conferiamo un'azienda che è in grado di mantenere vive le tradizioni enogastronomiche, anche però innovando, quindi sicuramente l'innovazione ci vuole, perché non è sempre così semplice poter produrre con i metodi antichi, però mantenendo vivo quei prodotti che ci hanno lasciato i nostri nonni, quindi mantenendo vivi questi prodotti. Noi faremo una cena con dei giurati, c'è una parte di giuria popolare e una parte invece di tecnici, su segnalazione di queste aziende che noi durante l'anno riceviamo, andiamo ad effettuare delle visite proprio in azienda con gli esperti, e una volta evidenziati i tre, diciamo, finalisti, viene fatta questa cena dove vengono degustati questi prodotti, e poi viene data poi il premio Guardiano del Gusto in Piazza Bra, verrà poi dato giovedì post inaugurazione proprio ai piedi dell'arena. Ecco, e adesso chiudo un attimo con le disposizioni anti-Covid, perché voi già l'anno scorso, nel 2020, eravate stati pionieri, insomma, perché ricordiamo 2020 è stato proprio l'anno della pandemia, il periodo più serio, insomma, più grave della pandemia. Voi siete riusciti lo stesso a organizzare le Piazze dei Sapori. Anche quest'anno quali sono le disposizioni per il pubblico che vuole accedere alla manifestazione?
Guarda, allora, le disposizioni sono quelle che ormai tutti abbiamo imparato, quindi distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina e il disinfettarsi le mani con tutti gli erogatori che noi metteremo a disposizione banco per banco. Inoltre il decreto da poco approvato prevede che in tutta l'area chi viene ad acquistare o ad assaggiare o comunque a visitare l'area debba essere in possesso del Green Pass, a meno che non rientri in quelle fasce laddove non sia previsto, quindi bambini sotto 12 anni, problemi medici che indichino questo. Non saremo noi a controllare il Green Pass, ma sarà la forza pubblica, quindi a fare i controlli campione. Noi comunicheremo in ogni struttura che per rimanere nell'area e sostare nell'area vi è bisogno comunque dell'utilizzo del Green Pass. Perfetto, e allora insomma diciamo che è molto semplice accedervi e divertirsi, passare una bella, passare 3-4 giorni in compagnia, divertendosi e soprattutto assaggiando veramente le eccellenze del territorio italiano. Quindi Alessandro, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa manifestazione, per questa ormai tradizionale manifestazione, lo possiamo dire, 19ª edizione, quindi ormai tutti sanno di cosa si tratta, e buone piazze dei sapori. Io vi ringrazio, vi do solo una chicca perché è giusto darvela per questa diretta. I paesi ospiti saranno la riconferma dell'Ungheria con il suo dolce, la Spagna con la paella valenciana che tutti conosciamo, e il paese extra UE è Hong Kong, che ci porterà il suo street food di strada. Tutti gli eventi che sono molteplici, paralleli, anche quelli riguardanti i ristoranti tipici di Verona che abbiamo una collaborazione, li trovate su lepiazzedeisapori.com, che è il portale ufficiale. Perfetto, allora ce n'è veramente per tutti i gusti, su questo non c'è dubbio. Perfetto, grazie ancora Alessandro, alla prossima. Ci vediamo, grazie, arrivederci. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento allora tra poco alle 12:30 con il nostro TG e poi nuove interviste per parlare sempre di eventi, spettacoli e sport. A tra poco.